Primavera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Si spacciavano per medici professionisti, ma la loro clinica della bellezza era abusiva e si trovava all'interno di un B&B di Palermo. Un uomo e una donna, entrambi 28 anni, sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione medica. Sui social si promuovevano come guru del ritocchino. Crolla una palazzina disabitata a Palma di Montechiaro nell'Agrigentino, evacuate 2 abitazioni vicine, ricerche sotto le macerie, per fortuna nessun ferito. Caldo africano e corsa al mare in tutta la Sicilia, nel litorale di Marina di Priolo, nel siracusano, spiagge prese d'assalto. Previsto un nuovo rialzo delle temperature nei prossimi giorni, la regione intanto rafforza le misure anticaldo. Incubo vandali in piazza Turiferro a Catania, finisce KO l'innovativo impianto di nebulizzazione, l'amarezza dei residenti e dei turisti. Un bambino trapanese verso gli altari della gloria, iniziata la causa di beatificazione di Manuel Foderà. Calcio, all'inizio della settimana il Catania ufficializzerà il DS Varrà e l'allenatore Longo. Sul mercato si ripartirà dai più giovani. Pallanuoto femminile, l'Orizzonte Catania batte la SIS Roma, riscatta la sconfitta di mercoledì scorso e vola a gara 3, sfida clou per assegnare il titolo tricolore. Bentrovati, andiamo a Palermo perché in un B&B del quartiere Zisa 2 finti medici avevano allestito una vera e propria clinica di bellezza completamente abusiva, gestita appunto da falsi professionisti. Su Facebook anche una pagina intitolata ingannevolmente "La dottoressa della bellezza", utilizzata per attirare clienti ignari. Sentiamo Manlio Viola. Un bed and breakfast trasformato in una clinica clandestina e una pagina social intitolata ingannevolmente "La dottoressa della bellezza", utilizzata come specchietto per le allodole per attirare clienti ignari. Questo è lo scenario scoperto dai carabinieri della stazione di Terrasini, che insieme ai colleghi del NAS di Palermo hanno denunciato a piede libero una donna e un uomo, entrambi di 28 anni, con l'accusa di esercizio abusivo della professione medica. Si tratta di 2 giovani di Gela e di Niscemi che trovavano i clienti sui social attraverso la pagina, nella quale si presentavano come una clinica di bellezza ma senza avere alcun titolo per eseguire interventi che pubblicizzavano. L'indagine è scattata ad aprile, quando una donna ha presentato denuncia a causa dell'esito non soddisfacente del suo intervento di bellezza effettuato poco prima, a marzo. Gli accertamenti dei militari hanno permesso di ricostruire rapidamente il modus operandi dei 2 indagati, i quali promuovevano le sedute e gli interventi sul web, poi li eseguivano materialmente all'interno di un bed and breakfast situato nel quartiere Zisa di Palermo, in totale assenza delle necessarie autorizzazioni sanitarie. Alla fine è scattato il blitz con il sequestro di numerosi dispositivi medici, farmaci specifici per l'estetica, apparecchiature informatiche impiegate per la gestione dei contatti e tanto altro. Le indagini proseguono ora alla ricerca di altri clienti della struttura e per verificare il coinvolgimento di eventuali complici. Notte di paura nel cuore di Palma di Montechiaro, siamo nell'Agrigentino. Un forte boato ha squarciato il silenzio del centro storico, una palazzina è crollata improvvisamente in via Bixio. Sentiamo Davide Sardo. Notte di paura nel cuore di Palma di Montechiaro nell'Agrigentino. Un forte boato ha squarciato il silenzio del centro storico. Una palazzina è crollata improvvisamente in via Nino Bixio. A cedere sono stati il piano terra e il primo piano di un edificio disabitato. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, protezione civile, polizia municipale e carabinieri. Le prime ore sono state dedicate a una verifica fondamentale: accertare che sotto le macerie non vi fossero persone o animali. Con l'ausilio dei mezzi meccanici del comune e sotto il coordinamento dei pompieri, i detriti sono stati rimossi. Al termine delle operazioni è arrivata la notizia più importante: nessuno è rimasto coinvolto nel crollo. Sul luogo dell'emergenza hanno seguito le operazioni per tutta la notte anche il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ed il responsabile della protezione civile, Lillo Inguanta. Per motivi di sicurezza il comune sta ora predisponendo l'evacuazione di 2 abitazioni adiacenti all'edificio crollato, una misura necessaria in attesa delle verifiche sulla stabilità dell'area. 2 morti e un ferito grave, il tragico bilancio dell'incidente stradale di ieri sulla Palermo-Messina, vicino Buonfornello. Le condizioni dell'uomo ferito restano gravi e è ancora in rianimazione. Marco Gulla.
Un impatto violentissimo, letale per 2 persone. Ancora un incidente mortale nel weekend, questa volta a perdere la vita nell'autostrada Palermo-Messina all'altezza di Monfornello 2 uomini. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e un furgone, un frontale che ieri pomeriggio non ha dato scampo al conducente dell'auto, Gaetano Mollica, di 44 anni, nato a Mistretta e residente a Pettineo, e Francesco Montalto, passeggero del furgone, palermitano, di 45 anni. Il fratello, Marco Montalto, 34 anni, è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale civico di Palermo. Le sue condizioni restano gravi, la prognosi è riservata. È stato sottoposto a vari interventi chirurgici ed è ricoverato nel reparto di rianimazione. Per cause ancora da accertare, i 2 mezzi si sono scontrati frontalmente in un tratto a doppio senso di circolazione per via dei lavori in corso che interessano l'autostrada A20. Un incidente che arriva a distanza di qualche giorno da quello che ha spezzato la vita di una ciclista, Nicoletta Rusu, morta investita da un'auto nei pressi di Pioppo. Nel siracusano proseguono senza sosta le ricerche della ragazza di 15 anni che si è allontanata venerdì mattina da una comunità. Le operazioni, su cui vige il massimo riservo, si stanno concentrando tra Brucoli e Augusta, nel cui territorio sembra sia stata agganciata per l'ultima volta la cellula del telefono della giovane. La quindicenne è alta 1,70 m, ha i capelli scuri e al momento della scomparsa indossava un paio di jeans, una maglietta bianca e scarpe bianche. Chiunque avesse informazioni in merito è invitato a contattare il 112. Caldo sempre più intenso in Sicilia e spiagge super affollate. Oggi vi portiamo nel litorale di Marina di Priolo, nel Siracusano. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo rialzo delle temperature. La Regione intanto rafforza le misure anticaldo. Francesco Loi. Andiamo al mare, portiamo i bimbi perché a casa giustamente sì, un po' sotto l'aria condizionata, però li facciamo divertire un po'. L'antidoto contro il caldo può essere questo, il mare. Ormai fa troppo caldo per stare a casa, specialmente per chi lavora tutta la settimana. Le temperature in Sicilia sono ben oltre i 30 gradi e qui, a Marina di Priolo, come nelle altre spiagge dell'isola, c'è il pienone. Penso che la soluzione più ovvia sia quella di venire in questo bellissimo mare e comunque abbassare un po' le temperature che ci sono all'esterno. Si sta bene al mare. Possiamo venire solo al mare perché non stare a casa. I più coraggiosi stanno al sole, poi c'è chi preferisce tuffarsi e chi invece restare all'ombra. Abbiamo fatto appena una doccia e non si può stare praticamente fuori dall'acqua. Ma secondo gli esperti la colonnina di mercurio salirà ancora. Addirittura nel Trapanese si potrebbero sfiorare i 40 gradi. Come si resiste? Mangiando frutta e bevendo, idratandosi. Caldo e sole però potrebbero portare anche i cosiddetti temporali di calore. Il riscaldamento pomeridiano determina il sollevamento di masse d'aria calda che poi salendo in quota trovano masse d'aria più fredde a causa di un leggero flusso di correnti più fresche orientali, appunto, che si manifestano principalmente alle quote elevate. Intanto dall'assessorato regionale alla salute c'è massima attenzione sulle ondate di calore. Tra le indicazioni il potenziamento del monitoraggio sugli accessi ai pronto soccorso, con un'attenzione particolare verso le persone più fragili. Combattere il caldo, una soluzione utile in città potrebbero essere i nebulizzatori, come quelli che c'erano in piazza Turiferro, che era stata inaugurata con questo innovativo impianto qualche mese fa, prima dell'inizio dell'inverno, però poi sono arrivati i vandali. Tonino De Mana ha raccolto l'amarezza dei cittadini, dei residenti, ma anche dei turisti. 30 ottobre 2025 a Catania si inaugura piazza Turiferro con un rinfrescante passaggio dei presenti, sindaco Trantino compreso, sotto gli archi dell'impianto di nebulizzazione. Da quel giorno nessuno più ha visto la stessa scena, in primis perché non era necessario per l'approssimarsi dell'inverno e poi perché l'impianto è stato subito vandalizzato, messo KO dai soliti civili capaci di arrecare danno per pochi spiccioli o semplicemente per il gusto di distruggere. In un modo o nell'altro, in piena estate, con oltre 30 gradi già dal mattino, i nebulizzatori sarebbero stati utili, quasi una salvezza per fronteggiare la calura, ed invece niente. Questa turista ci prova, va alla ricerca di un pulsante per attivarli, ma rimane presto delusa. Ma non funziona? Perché no? Non sarebbero stati utili? Ah sì, se funzionassero. Catania è bella, ma i catanesi purtroppo la roviniamo. Una piazza così è un peccato, anche perché vedo che come si può dire, ci dorme gente, quindi fa un po' paura.
La piazza risulta vuota, frequentata soltanto la sera da chi viene a fare qualche spuntino, viene a fare i suoi bisogni. Quindi direi che dobbiamo rivedere un po' la situazione. La speranza è di rivederli funzionare possibilmente entro la fine dell'estate. Da domani alle 7 lavori in corso in via 6 aprile a Catania. L'intervento sulla carreggiata lato mare, quindi direzione stazione, durerà fino alle ore 18 di mercoledì 1 luglio. Sulla carreggiata interna si interverrà in un secondo momento per evitare ulteriori disagi alla circolazione. Insulti e minacce ieri al Catania Pride, la sfilata dell'orgoglio gay, appunto il Catania Pride. Siamo stati bersagliati da offese indicibili, denunciano i partecipanti. C'è anche stato un tentativo di aggressione fisica, fortunatamente sventato in tempo. Un giovane si è scagliato contro una ragazza ed è stato fermato da altri manifestanti mentre lei è stata soccorsa. Era molto turbata. Il serpentone arcobaleno si è mosso lungo la via Etnea fino al palco di Piazza Università. È stato un Pride profondamente politico, dicono gli organizzatori, un fiume umano tanto festoso quanto irremovibile. E scoppia il caso sullo stop alla formazione professionale in Sicilia nell'età dell'obbligo. Polemica fra gli enti, avviso ritirato e il presidente Schifani che convoca d'urgenza l'assessore lunedì a Palazzo d'Orléans per chiarimenti su questo tema. Sentiamo Manlio Viola. È bufera sui corsi di formazione professionale in età dell'obbligo scolastico in Sicilia. Una bufera scoppiata dopo il ritiro da parte dell'assessorato dell'avviso 33, quello che stabiliva i criteri per ottenere i finanziamenti che servono agli enti per avviare l'anno scolastico. Lo stop è stato deciso per modificare il decreto formalmente per combattere la dispersione scolastica e aumentare le dotazioni e il numero di studenti che potranno accedere ai corsi professionali. Plaude a questa scelta Antonio Oliveri di Assofor. Bene ha fatto la Regione siciliana e il suo governo ad incrementare la dotazione finanziaria che consentirà agli allievi della scuola media di poter al termine iniziare un percorso triennale puntualmente a settembre per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Questo mette in garanzia una filiera molto importante e delicata che contrasta la dispersione scolastica e che occupa tanto personale che va assolutamente garantito. Ma tutti gli altri enti e i sindacati confederali di categoria si schierano invece contro e lanciano un allarme. Il rinvio causerà ritardi nell'inizio dell'anno scolastico. Il provvedimento dell'assessorato, denunciano ben 8 associazioni, tiene conto della nota di una sola associazione senza la preventiva ricognizione dei fabbisogni territoriali. Getta acqua sul fuoco della polemica l'assessore Turano, secondo il quale non ci sarà nessun ritardo nell'avvio dell'anno scolastico perché il nuovo avviso 33 uscirà a giorni, ma intanto il presidente della regione Renato Schifani annuncia di aver convocato d'urgenza l'assessore a Palazzo d'Orléans per chiarimenti con l'intenzione di acquisire tutti gli elementi necessari per valutare la vicenda e tutelare studenti, famiglie e operatori. Aperta nella cattedrale di Trapani la fase diocesana della causa di beatificazione di Manuel Foderà. Questa fase pubblica ha visto il giuramento dei componenti, il tribunale che dovranno appunto guidare l'istruttoria. Ci racconta tutto Laura Spanò. Per il servo di Dio Manuel Foderà, il bambino di Calatafimi morto il 20 luglio 2010 a 9 anni dopo una lunga malattia vissuta con fede e coraggio, si è aperta la fase diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione. La storia di Manuel è una storia carica di speranza, così come racconta il postulatore della causa, Francesco Catozzella, che ha conosciuto personalmente il bambino. Quello che mi colpisce è un'immagine, l'immagine di Manuel steso a terra sul tappeto della cappellina dell'ospedale che dopo aver ricevuto la comunione dialoga con Gesù. Questa forse è l'immagine che più colpisce, perché i bambini hanno una loro spontaneità e lui, senza che nessuno gliel'ha detto, ha preso questa abitudine che è quella che anche noi dovremmo poi imparare. Quindi forse ciò che c'è da imparare di Manuel è l'amore per l'Eucaristia vissuto in un contesto di profonda sofferenza e quindi con grande fede in un momento in cui, in una situazione in cui noi forse avremmo mandato Dio, scusi il termine, a quel paese. Invece è bello pensare che lui ha mantenuto questa perseveranza attraverso la partecipazione all'Eucaristia, alla preghiera, al rosario, tutti
tutti armi che lui viveva in prima persona. La sua vita è un susseguirsi di fede e amore verso Gesù e i coetanei che hanno bisogno di sostegno e cure. Manuel trascorre la sua giovane vita in gran parte tra le corsie dell'ospedale oncologico, ma non si perde d'animo. Accanto a sé ha, come racconta a tutti, Gesù bambino, il suo amico, e quando sta male chiede agli amici di recitare il rosario perché, dice, le Ave Marie lo facevano stare meglio. Nel corso della prima sezione pubblica si è insediato il Tribunale diocesano incaricato di guidare l'istruttoria della causa ed hanno prestato giuramento il Vescovo di Trapani, gli ufficiali del Tribunale e il postulatore della causa. Ci spostiamo alle pendici dell'Etna nel comune di Trecastagni, dove la segnaletica stradale è a misura di Amici a quattro zampe. Per le vie del centro, infatti, sono stati installati dei cartelli che segnalano la presenza di colonie feline e invitano gli automobilisti a rallentare, come ci racconta Emanuela Corsi. Sornioni liberi, indipendenti, legati ai luoghi in cui vivono. I gatti sono tra i più comuni animali da compagnia, ma non tutti hanno la fortuna di avere una famiglia. Tanti vivono nelle colonie, accuditi quasi esclusivamente dai volontari del territorio. Per i randaggi il principale pericolo è la strada, che spesso si trasforma in una trappola mortale. Ma a Trecastagni, alle pendici dell'Etna, la precedenza stradale va ai gatti. Per le vie del centro l'amministrazione ha installato questi cartelli per segnalare la loro presenza agli automobilisti, invitandoli a rallentare. L'iniziativa nasce per i volontari, grazie a questi volontari che hanno a cuore sia la tutela degli animali ma anche, devo dire, il benessere dei cittadini, perché tutelare il randagismo vuol dire sia tutelare gli animali ma anche il decoro urbano. La risposta non è tardata ad arrivare. Nei mesi c'è stato un calo di incidenti e di animali soccorsi. Questi cartelli hanno permesso, perché l'automobilista già è colpito dal fatto che c'è un pericolo nei confronti dei gatti e devo dire anche dei cani. Comunque per gli animali d'affezione noi abbiamo avuto una notevole diminuzione degli interventi. Grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e i volontari che operano sul territorio, tutti gli animali vengono censiti e sterilizzati, compresi i cani di quartiere che vivono nelle vie del centro. Con privati, con associazioni facciamo in modo di incentivare la sterilizzazione degli animali e fare in modo che questo fenomeno, che spesso è stato lasciato così al caso, possa essere contenuto. Un piccolo gesto di civiltà che dimostra come il randagismo non è un problema degli animali, ma una responsabilità di noi uomini. I carabinieri fanno avverare il sogno di un disabile di Mirabella in Baccari, volare su uno dei loro elicotteri. Vediamo come con Salvo Cona. Da sempre, Giancarlo Di Dio Fiorentino, 44 anni, volontario dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Caltagirone, aveva un grande sogno: salire su un elicottero dei Carabinieri, un desiderio che è diventato realtà. L'arma è andata oltre. L'arma, grazie al comandante generale dei Carabinieri, ha ordinato di far atterrare l'elicottero in Mirabella, paese relativo di Giancarlo. Ad attenderlo c'erano i vertici dell'Arma Calatina, volontari dell'NC di Caltagirone e di Vizzini, ma anche il sindaco del comune di Mirabella in Baccari, Giovanni Ferro. Non potevamo mancare perché Giancarlo fa parte della nostra grande famiglia, è una figura ben voluta a Mirabella, riesce a catturare la simpatia di tutti. Giancarlo, fin da bambino, segue l'operato delle donne e degli uomini dell'Arma, ne ammira le uniformi, sogna di sfrecciare sulle loro auto, ma il suo sogno sembrava destinato a rimanere tale, perlomeno fino a qualche giorno fa. Giancarlo, visibilmente emozionato, ha ringraziato tutti. Se sono fermo, morto, concorrendo, Adesso ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport con il calcio e la pallanuoto. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio. In casa Catania durante la prossima settimana ci saranno le ufficializzazioni di Varrà e Longo. Si lavora sul mercato e si ripartirà dai più giovani, Jimenez, Leonardi e Bruzzaniti, come ci racconta Marco Carli.
Emilio Longo sarà a Catania nel prossimo fine settimana per una presa di contatto con la piazza, l'incontro con il vicepresidente Grella e il direttore sportivo Varrà, la cui ufficializzazione è prevista per il 1 luglio. Dovrebbe essere presente anche Bresciano. Nel frattempo, nei primi giorni della settimana saranno sistemati i contratti per poi annunciare il tecnico e il suo staff. La presentazione di Longo probabilmente con l'approssimarsi dell'avvio del ritiro attorno al 10 luglio, poi il raduno e le prime visite mediche. Il lavoro proseguirà al Massimino, i rossazzurri si sposteranno a Norcia il 27 luglio fino alla partita di Coppa Italia con il Vicenza. Dopo comincerà la normale routine settimanale, con ogni probabilità, subito dopo il match di Vicenza, ancora al Massimino. La dirigenza vuole cambiare il modo di giocare degli etnei e anche l'impostazione. Di certo c'è che sarà un Catania con la difesa a 4, con i sistemi, il 4-3-3 e il 4-2-3-1, che sono nelle corde dell'allenatore ex Crotone, che sembra abbia conquistato la dirigenza etnea anche con il suo modo di porsi. Si cerca gioventù e freschezza, ma ovviamente ciò non vuol dire che non ci saranno giocatori esperti. Di certo però si riparte dagli atleti nati dal 2000 in poi. Saranno del progetto Jimenez, Leonardi, Ponsi, Allegretto e Bruzzaniti. La pallanuoto femminile adesso, perché l'Orizzonte Catania batte la SIS Roma con il netto punteggio di 13-6 e riscatta la sconfitta di mercoledì scorso. Sarà necessaria gara 3 per assegnare il titolo tricolore. Tonio De Mano. Sarà necessaria gara 3 per assegnare lo scudetto 2025-2026 di pallanuoto femminile. A contenderselo ancora una volta l'Orizzonte Catania e la SIS Roma, battuta ieri sera con il netto punteggio di 13-6. Dopo la sconfitta nella capitale serviva una grande reazione che in effetti è arrivata, con le atlete rossazzurre protagoniste di una prova di forza straordinaria, supportate dall'immancabile calore del Pallanesima. Il match ha visto le catanesi andare avanti 4-2 già alla fine della prima frazione, ma il divario tra le due squadre è aumentato in modo decisivo nel secondo parziale grazie ad un perentorio 5-1, quasi una formalità la terza e la quarta frazione, con l'Orizzonte in assoluto controllo. 13-6, come detto, il risultato finale. Sugli scudi, 3 gol a testa, Daphne Bettini, Claudia Marletta e Morena Leone. Standing ovation per Giulia Viacava per la sua ultima gara alla piscina di Nesima. Prima però bisognerà giocare l'ultima sfida, l'ultimo atto che vale il titolo italiano. Appuntamento sabato 4 luglio alle 19:15 ad Ostia per gara 3, dove, neanche a dirlo, sarà l'Orizzonte Catania a tuffarsi a caccia dell'ennesimo scudetto della sua straordinaria storia. Ancora una breve pausa, poi le ultime notizie. Ritorniamo in studio, ancora una notizia prima di chiudere, perché un detenuto si frattura una gamba tentando di evadere dal carcere di Enna. Lo rende noto il SAPE, il sindacato di polizia penitenziaria, un tentativo di evasione, il secondo nel giro di pochi giorni, che è stato sventato dall'intervento appunto della polizia penitenziaria a Enna. Lo ferma appunto la nota, che parla anche di criticità che riguardano una sezione dell'istituto già più volte segnalate appunto sempre da parte del SAPE. Questa dunque era l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.